Gli occhi lucidi di qualche bassanese che ha ancora davanti a sé le immagini di Eddy Merckx con le braccia alzate sotto il cielo del mercante, oppure di Fausto Coppi negli anni della storica rivalità con Bartali. Da allora il Giro ha fatto tappa altre 8 volte a Bassano, l'ultima nel 2014, ma quella di quest'anno resterà un'edizione indimenticabile perché rappresenta un punto di ripartenza. L'entusiasmo dei bassanesi è stato straripante, frenato solo dal rispetto delle norme anticontagio. La città degli alpini si è colorata di un rosa acceso, che ha brillato anche nella notte antecedente allo start e che ha accompagnato il passaggio della carovana girina per le vie del centro. Tifosi, curiosi, esercenti non hanno voluto perdersi lo spettacolo facendo capolino dai negozi o costeggiando il tragitto. Un legame, quello che unisce Bassano al ciclismo, che diventa un motivo d'orgoglio per chi si augura che il peggio passi presto e che dal ponte al turismo, dall'arte allo sport, Bassano torni al suo splendore. Queste manifestazioni portano sempre tanto entusiasmo, anche per il futuro, anche perché le televisioni fanno vedere il nostro magnifico territorio, per cui la gente quando la vede si innamora di Bassano.